Elena, partita a dir poco perfetta oggi la tua. Volevamo sottolineare anche il fatto che è tornata al gol Margherita Zanon. Abbiamo sofferto solo magari in un'occasione verso il finale e abbiamo ancora la porta inviolata. Beh, questo è sicuramente positivo. Uno dei nostri obiettivi sin dall'inizio del campionato, sin dalla prima partita, è quello di subire meno gol possibili. E io vorrei sottolineare la grande prestazione della squadra oggi. E abbiamo avuto tante occasioni secondo me davanti, abbiamo sofferto poco dietro, sì, come dicevi tu, un tiro solo alla fine, diciamo, del secondo tempo, e secondo me abbiamo fatto veramente una buona partita e le occasioni ne abbiamo avute anche parecchie, però sì, è andata bene, quindi ci siamo portati a casa i 3 punti che era l'obiettivo, insomma, di oggi. Tre legni colpiti, ma volevo proprio sottolineare il fatto della tua prestazione perché hai fatto anche, oltre ad una buona difesa, anche incursioni sulla fascia molto pericolose. Sì, diciamo che ho cercato di anche propormi oggi di fare sì, anche azioni offensive e diciamo sì, ho fatto una buona partita, però sì, tendo a sottolineare più che altro anche la prestazione sì, complessiva della squadra, perché comunque sì, senza la squadra il singolo sì, diciamo sì, non funziona, cioè non funziona, diciamo che la squadra è l'essenziale, quindi sottolineo quello più che altro, ma sono comunque sì contenta sia per me, comunque anche soprattutto per la squadra. Si attende ora una sosta, comunque ci sarà il Tavagnacco e magari ci può essere una rivincita magari della scorsa stagione, anche se è soltanto un amichevole. Sì, diciamo che contro il Tavagnacco sarà un buon test, una buona amichevole anche per diciamo rodare meglio i meccanismi di gioco. Il Tavagnacco è una buonissima squadra e quindi anche un amichevole, sì, soprattutto perché abbiamo pausa, ci servirà sicuramente parecchio, insomma, per migliorare e per mettere anche ancora più minuti sulle gambe. E anche per magari prevedere le nuove come affronteranno una squadra di Serie A. Sì, esatto, anche magari adesso il mister sta provando anche diversi moduli, quindi siamo ancora all'inizio e è un'occasione più per sperimentare, insomma, anche con una squadra di alto livello come il Tavagnacco. Grazie Elena e complimenti ancora. Grazie, ciao, grazie a tutti. Allora, mister, forma fisica in crescendo, 2-0 magari che sta un po' stretto, 0 gol subiti, in molte occasioni 3 legni colpiti, però negli ultimi metri ancora leggermente qualche imprecisione. Comunque positivo questo esordio anche in trasferta per il Vittorio Veneto. Sì, niente, hai detto tutto te, è vero. Secondo me abbiamo dimostrato una buona forma fisica, ci manca sempre qualcosina sotto porta, abbiamo lavorato in settimana, comunque sia, al di là di tutto, secondo me è importante creare il più possibile, poi magari sul lungo andare io credo che queste ragazze poi con l'impegno che mettono in campo riusciranno sicuramente a togliersi delle soddisfazioni. Il gol magari ancora un po' latitante perché oggi, bisogna dire la verità, abbiamo avuto un predominio territoriale sicuramente, le occasioni, le hai enunciate te prima, sono state numerosissime, chiaro quella cinicità davanti porta ancora ci manca, ma lavoreremo appunto anche su questo. L'unico brivido magari a 7 minuti dal termine che poteva magari cambiare qualcosa. Sì, sono quelle partite così, io spero di non doverlo ripetere ancora, nelle quali tu crei, magari poi la tensione ti gioca dei brutti scherzi perché la palla non ti entra, subentra un po' di nervosismo, una piccola disattenzione che poi, ripeto, ci può stare, anche se oggi devo fare un plauso a tutta la squadra, ma in particolar modo alla difesa, gli interpreti sono stati veramente attenti fino alla fine. C'è qualche piccola sbavatura, ma ripeto, un po' dovuta anche alla grossa mole di lavoro che anche la difesa fa nel supportare le giocate a centrocampo, quindi ripeto, io credo che fin quando ci sono margini nei quali si può lavorare è sempre positivo. Quando non c'è più niente poi da proporre o sei bravissimo oppure. Ora ti aspettano 2 settimane di stop per la nazionale, al rientro poi ci sarà la partita contro l'Udinese, come la preparerai anche se nel frattempo domenica ci sarà un amichevole contro il Tavagnacco. Sì, niente, abbiamo 15 giorni di stop, come hai detto te, abbiamo modo di lavorare, ripeto, sugli errori, su quelle cose che ancora non funzionano,
Poi avremo l'Udinese, sappiamo che comunque l'Udinese è una squadra tosta, una neopromossa, come lo era appunto il San Marino oggi, come lo era l'Arezzo domenica scorsa, quindi ripeto, noi affronteremo tutte le gare con lo stesso impegno, non sottovalutando nessuno. È chiaro che poi la differenza lo farà sempre il campo, ma ripeto, noi metteremo in campo sempre la stessa voglia, la stessa grinta, a prescindere dall'avversario. Grazie mister. Grazie a voi, arrivederci. Siamo con il mister in seconda della federazione sammarinese, mister Stefano Amadori. Mister, un debutto in casa tra le mura amiche. In settimana Albonetti aveva detto daremo del filo da torcere a questo Vittorio Veneto e l'obiettivo è di crescere e salvarsi. Analizzando la partita, cosa pensi della tua squadra? Ma diciamo che la Laura ha parlato bene, sapevamo che era una partita molto dura, molto tosta, perché Vittorio Veneto è già in queste categorie, anche in Serie A, e si sapeva. Noi abbiamo incontrato delle difficoltà a livello fisico, è una bella squadra, pur avendo qualche assenza, però non vuol dire, si è vista proprio. Abbiamo giocato contro una gran bella squadra, è stato un debutto in casa impegnativo, diciamo. È una federazione sammarinese che ha sofferto molto in difesa e forse il Vittorio Veneto ha concesso solo un'occasione, quel tiro là da fuori della vostra attaccante, la numero 9, adesso non mi ricordo, Franchi Sara, e poi purtroppo nulla più. Sì, effettivamente abbiamo giocato molto in fase difensiva, facendo molti errori, quello è lo scotto da pagare dalla Serie C alla Serie B. Cercheremo di migliorare sempre di più e vediamo fra 2 domeniche di non fare gli stessi errori. Via. Sarà comunque impegnativo rimanere in categoria, anche se comunque c'è solo una retrocessione. Sì, noi penso che ce la possiamo giocare con qualche altra squadra del nostro livello, diciamo, però ce la metteremo tutto, poi alla fine quello che sarà il campo, l'importante è aver dato tutto fino alla fine e non avere rammarchi. Grazie mister Amadori. Prego, grazie.